Buongiorno ragazzi, stavolta ho messo il titolo in spagnolo. Hoy otro días de fuego, se muere. Quindi ragazzi, oggi è un altro giorno di caldo, si muore. Qua lo possiamo dire in tutte le lingue del mondo ragazzi, fa caldo e basta. Questo nemico invisibile, anzi invisibile, mo si vede troppo bene, sta lì e non si muove. Si suda da fermo ragazzi oggi. Quindi oggi pazzesco proprio, le nuvole proprio non so più che cosa sono, boh. Mamma mia. Stavolta ho voluto fare un titolo in spagnolo. Hoy, dia 10 agosto, otro días de fuego. Penso che è facile la traduzione, ragazzi. Oggi 10 agosto 2019, un altro giorno di fuoco. E a così è, ragazzi, s'amore. Secondo me qua ci troveranno sciolti. Secondo me questa è un'ottima cosa per la dieta, ragazzi, ci sciogliamo, quindi possiamo mangiare perché se sciogliamo i grassi poi dopo possiamo mangiare. Ciao, avvocate. Oggi si schiatta proprio qua, non se ne può. Qualcuno ha detto la dieta, ha detto già la stiamo facendo, qua stiamo sciogliendoci, quindi il grasso si perde. Quindi stasera ragazzi proprio non ne volevo proprio sapere. Eccolo qua il nostro nemico ragazzi, qualcuno dice chi è colpa sua. Mamma mia bella, oggi proprio s'amore. Stamattina pure i piccioni stavano nell'acqua, non ce la facevano manco loro. Il maltempo è un sogno oramai qua a sud. Ragazzi vi auguro una buona serata. Stasera a qualche parte devo andare sicuro di fresco, non lo so. Sì, stamattina stavano proprio affogandosi nell'acqua, erano 4-5, non ce la facevano neanche loro. Un signore aveva innaffiato un po', diciamo, il quartiere e i piccioni hanno fatto il bagno pure loro. Sono andati bene. Ci sta un signore che ogni mattina racqua tutto, diciamo, innaffia tutto il quartiere per stare un po' fresco. Ma che quello stiamo peggio poi dopo. Quello se lo fa più tardi alla fine sempre sale un caldo esagerato. Quindi puoi buttare quanta acqua vuoi che non fai nulla. Sì, sì, ci sta un signore che tutte le sere innaffia il quartiere, che ci sta la pompa quella idraulica, che abbiamo fatto mettere apposta per questo. Ma non cambia nulla, avvocato, fa sempre caldo al finale. Vabbè ragazzi, ciao avvocatello, ti saluto. Vado dentro perché cazzo muore Luca. Vado sotto al ventilatore.